Ah, amici bellini. Sì, 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 andiamo anche live. Sì, 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 ve lo siete meritati. Ve lo siete meritati. Amore, io vado live. Perché ve lo siete meritati. Cioè, faccio la reazione e ve la siete già vista in quanti ne? 1500 views, una cosa del genere. Faccio l'approfondimento subito dopo. Già siamo oltre i 1000. Ve lo siete meritati, ve lo siete meritati. Anche se siamo pochi, lo capisco perché alcuni giustamente stanno guardando la Juventus per una curiosità ovvia. Ho Fabian al Fantacalcio, Patrizia, Ferdinando, Aleas, Domenico Guida. Ragazzi, buonasera. Io ho deciso di andare anche live. Dico anche agli amici che la vedranno magari poi in seguito. Grazie per aver io c'è un problema mio che non sono social abbastanza da avvertirlo prima, da programmarle certe cose, però sono così, sono spontaneo. Ho detto, ve lo siete meritati perché già avete superato i 1000 negli altri video e allora facciamo una chiacchierata perché sono tante le cose da dire e nessuno ha torto. Capite? Perché se mi parlate di Lozano, la questione a destra o a sinistra, se Insigne nel primo tempo ci è sembrato meno efficace, poi dopo si è preso la squadra in mano, la questione Fabian, ecco, abbiamo veramente tantissimi argomenti. Carmela, 1981 Gae, immagino Gaetano, brutta prestazione di Fabian, esatto, ne dobbiamo parlare. Alessio Torrano, i Gobi si stanno lamentando del fuorigioco. Ma Alessio, io ho guardato il primo tempo e tengo un occhio. C'è un'altra finestra con un occhio, quindi spero che la connessione ci assista. E il fuorigioco del Verona, no? Millimetricissimo anche quello. I difensori della Juve erano dietro, ma l'attaccante che ha fatto il cross per Colley era un millimetro anche loro, quindi di cosa ci lamentiamo? Avete messo il like? Sì, bravo Giancarlo, buonasera Vincenzo, Marat, Carmela, Angelo Nozzolino, sempre al lavoro. Sto pressando in questo periodo, c'ho un po' di tempo a disposizione, lo voglio dedicare a voi. Fabio Ruiz troppo lento, troppi tocchi, il cammellone, ecco il discorso del cammellone, attenzione, perché io rigetto l'idea di Fedele del cammellone, però Sadashita è ovvio che lo possiamo chiamare cammellone, dromedario, si deve svegliare. Gerbilla, ciao. Lozano Politano titolare è un ottimo argomento. In questo momento io credo che Politano sia in una forma straordinaria. Il Real Sociedad si chiuderà. Golden, ottima domanda. E lo sapremo meglio. Non credo, ma lo sapremo anzi, può essere anche di sì, perché se ci guardano e ci studiano probabilmente sì, ma mercoledì sera verso le 7:30, segnatevi la data, mettetevi l'allarme sul cellulare, farò una live con Antonio Moschella, tenete d'occhio il community tab per essere sicuri dell'orario, perché Antonio Moschella, giornalista che lavora per un sacco di radio, un sacco di giornali, è a Barcellona, quindi sa di calcio spagnolo e ovviamente ci faremo un approfondimento solo su questo canale sul Real Sociedad. Buonasera Davide, Patrizia, non so perché così pochi iscritti, per dire spero che raggiungete. Ti ringrazio Patri, ho cominciato tardi, YouTube è affollata, però piano piano lo convinciamo l'algoritmo, arriviamo a più persone, non ci preoccupiamo. Non esiste il caso Fabian, dice secondo Simone Desposito. Il Real sta vincendo contro l'Uesca. Oyarzabal da tenere d'occhio. Bene Giancarlo che già ci dà un'anticipazione. Ciao Francesco, amico bellino abbonato. A me Fabian piace. Ma quali scherzi? Marat, dimmi un po'. Gli scherzi della live improvvisa. Chi ha letto il capitolo 993? Ginevra, aiutami perché non so. Dario Amendola ti ringrazio. Francesco Colla, Vale, siamo tutti insoddisfatti di Fabio ma non facciamo neanche un caso, il che è legittimo per conto mio. Non vorrei si smarrisse, la sua intermittenza ci è comunque utile in questo periodo. Allora, il caso è perché ho parlato di caso, sempre col punto interrogativo, perché è la seconda partita consecutiva che notiamo Insigne fargli un rimprovero. Nella partita contro la Z Alkmaar Fabian prova un ulteriore tunnel
con Insigne libero e Insigne sbotta proprio, dice proprio, si sente, si è visto dal labiale, fai sempre tunnel e quindi così. Oggi non mi ricordo se stavamo sull'1-1, credo. Insomma, era intorno al 16° del secondo tempo. Fabian prova il tiro, Insigne era libero, Insigne si gira e fa: Fabian, guarda, nel senso ero libero, potevi anche passarla. Ora, sono cose che in campo adesso, con meno spettatori, noi notiamo anche di più. Probabilmente succedono in tutte le squadre. C'è chi è più leader, c'è chi parla più in campo e chi parla meno. E non è detto che sia un caso da dire che possono montare i giornali. Lo spogliatoio si spacca, Insigne contro Fabian. Non credo, però è una questione da tenere d'occhio perché sappiamo che Insigne ci tiene al Napoli come ci teniamo noi. Sappiamo che è tifoso. Poi può essere decisivo come lo è stato oggi o meno, a volte sì, a volte no. Però sono sicuro che ci tiene. Quando perdiamo lui ci sta male. Altri giocatori, credetemi, perdiamo, gli rimangono male un momento e poi dopo vanno a cena, le Lamborghini, la famiglia e stanno tranquilli. Io credo che Insigne ci tenga più degli altri e quindi capisco il rimprovero. Il leader, il capitano deve poter dire una cosa e Fabian si deve anche ascoltare, per quanto mi riguarda. Oltretutto ne faccio anche una questione di età. Fabian è giovane, può ancora migliorare e deve ascoltare quelli più anziani di lui perché si può crescere. Allora andiamo a leggere. Ciao Valerio, Fabian visto contro l'Atalanta. Quello è stato un ottimo Fabian, aiutato da un ottimo Bakayoko. C'è da dire che in quel caso noi abbiamo anche agito un po' più di rimessa, molto più verticali, perché l'Atalanta con il suo gioco del pressing, nel momento in cui avevamo bloccato le linee di passaggio, non riuscivano a passare, noi subito un controattacco veloce e Fabian in quello è stato ottimo, l'ha velocizzato il gioco. Questo è quello che deve fare. Se invece ti ritrovi a toccarla 3-4 volte, giri indietro il Benevento stava per farci lo scherzetto perché avevano capito che non dovevano pressare la prima linea dei difensori, ma quando la palla arrivava ai centrocampisti, sia Fabian che Bakayoko sono entrambi lenti nel ricevere palla e farla girare velocemente, e allora lì sulla prima pressione sui centrocampisti ci hanno messo un pochino in difficoltà. Però nel momento in cui noi ci stiamo affidando a Fabian, stiamo parlando di Fabian, il caso Fabian, tutti quanti se la prendono con Fabian, io, Valerio Fluido da New York, su questa piattaforma, su Caffè Napoli 1926, vi dico che oggi quello che ha deluso di più è Mertens, perché nel momento in cui tu vedi che i tuoi centrocampisti stanno in difficoltà, tu non puoi nasconderti dietro le linee di passaggio, non puoi rimanere sempre in linea con Insigne e Lozano. Poi era in linea con Osimhen come da copione quando avevano la palla loro, ma quando abbiamo la palla noi, tu amore mio, amore, ti devi venire a prendere il pallone anche un pochino più dietro. Lo fa Gomez, lo fa Dybala e lo stiamo vedendo che Dybala quando non trova spazio in avanti è quello che deve fare il trequartista. Mertens ci sta lavorando, quando si trova faccia alla porta è devastante perché può ispirare, può concludere, può finalizzare. Però se ti trovi spalle alla porta devi venire più indietro, altrimenti viene a mancare proprio uno sfogo. Ma se mancano i movimenti senza palla, i famosi movimenti senza palla, è anche ovvio che i due centrocampisti perdano un po' più di tempo per smistarla. Ed ecco che secondo me Mertens deve prendersi le sue responsabilità oggi. Ragazzi, è andata bene, Cioè, io mo sto facendo tutto questa apologia della lentezza. No, non è l'apologia, è quando tu la difendi la lentezza. Insomma, mi avete capito, tutto questo discorso anche molto critico. Però calma, anche perché abbiamo ribaltato una situazione con grande grinta e grande coraggio. Abbiamo vinto 4 partite su 4 e ci ritroviamo invece che a 12 punti, ovviamente a 11, perché quell'altra che non abbiamo vinto ci fa avere la penalizzazione. E il Napoli comunque dimostra quanti pali abbiamo preso? Ditemelo voi perché io ho perso il conto.
la traversa di Manolas, un palo esterno nel primo tempo, poi c'è stato il palo, la traversa di Insigne che è entrata dentro, un altro palo sopra preso mi pare da Politano, insomma un numero esorbitante di pali, 3, voi ne contate? Buonasera Francesco, Paolo, ragazzi siete in 50, più mi piace, altrimenti non leggo i vostri nomi se non lasciate il mi piace. Losco. Comunque oggi sul controllo il tentativo a giro di Fabio hanno avuto la mia stessa reazione, mannaggia tutto così. Eh sì, perché lì quando ti scende la palla così, io preferisco alla Mario Rui prendila come va e come non va e tira verso la porta, perché comunque eviti la ripartenza degli avversari. Se poi indovini il gol, benissimo. Ma che tu la cerchi di stoppare col sinistro e poi te la devi girare da quell'altra parte, rischi che ti fanno il contrasto e ripartono in contropiede. Non ce lo possiamo permettere. Amico bellino di Bepi, un abbraccio. Che ne pensi di Bakayoko? Secondo me è un ottimo acquisto, è un grande acquisto. Purtroppo non è un acquisto, nel senso che è un prestito secco e poi si dovrà ritornare a discutere se il Napoli vorrà comprarlo. Ma come è avvenuto col Milan non è detto che, attenzione, il Verone libera la Juventus. Sono ancora bloccati sullo 0-0. Sono 2 pali, 2 gol annullati e un rigore, scusate se è poco. Brewer ci ricorda anche i due gol annullati. Abbiamo un problemino Osimhen, nel senso che è la seconda volta che va in gol ma su fuorigioco, perché la foga, perché il ragazzo vuole segnare, quindi scatta un pochino troppo in anticipo, non fa i passettini di Callecon, e quindi quando non fa i passettini di Callecon in Serie A le difese sono più abituate a fare il fuorigioco sicuramente rispetto alla Francia, ed ecco che sono occasioni sprecate. Osimhen potrebbe fare più gol se aggiustasse questa cosa, perché il problema del fuorigioco esiste. Va troppo in anticipo, troppo in anticipo. Altri arrivavano troppo in ritardo, certi polacchi, invece lui va troppo in anticipo. Dove invece era giusto il movimento è stato Petagna, che merita insieme a Politano una menzione speciale, perché ragazzi questi due hanno ribaltato la partita fondamentalmente. Politano è entrato benissimo in gara, frizzante, avanti, indietro, poi non ha fatto il rientro sul sinistro nell'occasione del gol, perché è andato dritto, ha quasi rischiato di prendersi rigore, ma il difensore è stato bravo a non intervenire. Dopodiché lui ha saputo con intelligenza darla dietro come si deve fare, e Petagna anche lui intelligente ad aspettare invece che andare dentro ci sarebbe stato Osimhen. Quindi è un'ottima idea quella di poter utilizzare la doppia punta, specialmente nelle partite dove l'avversario si blocca un pochino, e Inzaghi era passato al 3-5-2 privandosi di quello là, che non mi ricordo, fatemi leggere un pochino. È difficile parlare, io sto parlando dalle 10 stamattina perché ho fatto la reaction, subito dopo la reaction ho fatto il post partita, poi sono andato live con il canale del gaming Fluidzot, mo mi sono un attimo rilassato per 45 minuti così, e adesso seconda live. Il prosciuttore è mancino e ha segnato di destro, tra l'altro, assolutamente. E quindi vanno menzionati questi qua. La Z ha pareggiato anche oggi, solo noi siamo stati riusciti a farli vincere, Gabriele Giacomazzi. Eh sì, ma voi avete visto lì l'Ajax 13-0 in trasferta? Vogliamo parlare di questo? Purtroppo Elmas, anche se sta bene, non lo fanno giocare. Maurizio Giordano, non è vero, sono sicuro che Elmas giocherà, ed è qui che possiamo finalmente far riposare Fabian e Mertens, che sono i due che hanno riposato di meno. Ora, sì, lento, cammellone, tutto quello che volete voi, c'è anche da dire che tutto il gioco del Napoli deve passare tra i piedi di Fabian e deve toccare 500.000 palloni, e nel momento in cui non puoi dargli anche, mamma mia, il tiro, la parata di Szczesny,
Mamma mia. Quindi deve anche tirare il fiato Fabian, quindi io non voglio fare critiche assolute e definitive, e l'intervento era sulla palla, Dybala continua a rotolare, sapete quel meme, quelli che continuano a rotolare? Elmas al posto di Mertens? Assolutamente, questa è la mia idea. Zielinski al posto di Fabian credo sia l'idea di Gattuso, nel momento in cui i due riescono ad allenarsi bene in questi pochi giorni, perché devono aver fatto allenamento a casa, insomma, essendo positivi asintomatici non hanno potuto lavorare in gruppo, e quindi speriamo che siano in forma, arruolabili per la partita di Coppa, perché questi due specialmente secondo me devono assolutamente riposare. Politano al posto di Mertens, Domenico lo può fare, ma Politano è devastante sulla fascia, quindi non perderei la sua freschezza nell'uno contro uno. Se lo metti spalle alla porta può andare in difficoltà, e il trequartista in questo schema deve venire ad aiutare, voglio. Quindi per questo lo può fare Mertens, lo può fare anche Insigne. Lo ha fatto oggi Petagna, quindi se tu ti mentalizzi, anche se non hai caratteristiche specifiche del trequartista, lo ha fatto Petagna, lo può fare Mertens, lo può fare Elmas, meglio di altri secondo me, e lo stesso Zielinski. Quindi il discorso che chiedo a voi è questo: se Bakayoko non è grave, se la botta che ha preso non è, e quindi lo confermiamo, speriamo che lo possiamo confermare, chi mettereste al posto di Fabian per farlo riposare un pochino? Zielinski, Elmas, Lobotka o Demme? Io nella reazione ho detto che anche con Demme mi piacerebbe, perché è dinamico il ragazzo, guaglione, è dinamico e c'ha i passaggi semplici, tanta voglia. E quindi leggiamo Marco Sellini, Calamita Sellini, un altro dei cugini Sellini, che dice: Fabian mi irrita, è amore. Lo so, irrita un po' a tutti. Domenico dice Lobotka, Beppi dice Demme, Paolo Montanaro dice Demme, Antonio dice Zielinski. Ragazzi, nessuno ha torto, lo capite? Perché sono tutti possibili, e possono tutti adattarsi in quella zona. Dipende dall'avversario. Contro i Pullman Petagna dal primo minuto. E anche perché no, caro DC. Buonasera Pasquale. Pareggio dell'Huesca contro il Real Sociedad, quindi sono vulnerabili. Fatemi tenere anche un occhio sull'app, perché così teniamo un attimo. Real Sociedad. Il Real Sociedad ha 20.000 followers su quest'app, il Napoli 218.000. Siamo forti su quest'app, va bene. E vediamo un attimino. Real Sociedad in questo momento sono al 50esimo. Rafa Mir ha pareggiato per l'Huesca. Ora non conosco l'Huesca. Oyarzabal ha segnato sul rigore. Vedo una squadra schierata con il 4-3-3. Ovviamente un occhio a David Silva, perché non possiamo non tenere un occhio a David Silva, ovviamente. E il resto, ragazzi, li conosco poco, ci faremo dire da Moschella, ma sicuramente non sarà una passeggiata, eh? Non sarà una passeggiata. Finto Gabbiano dice Fabiano sopravvalutato. Il Verona, attenzione! Attenzione, per leggere l'app non ho capito più niente. Salem è inquadrato e qualcuno viene abbracciato. È un ragazzone che fa così. Non lo so, non riesco a... Favillari. Faville. Il gol del Verona. Fatemi rivedere questo replay, visto che siamo qua. Ah, c'è la gomitata su Dybala, adesso lo annullano. Sul capovolgimento di fronte, Zaccagni, ragazzi, sta facendo una partita straordinaria, e di prima intenzione Favilli la mette, con Szczesny anche incolpevole, se vogliamo. Boom. Allora, io ho visto il primo tempo, la Juventus ha cominciato bene, tenevano una buona proposizione di gioco. Esce in questo momento Bernardeschi ed entra Kulusevski, quindi ovviamente ancora più attrazione anteriore. Bernardeschi ride. Se tu a Futurzin devi anche coprire, perché io ho visto
Colley che se n'è andato più volte. Il Verona è sempre il Verona, nonostante voglio dire, si siano privati di Ramani, si siano privati di Kumbulla, qualche giocatore, non vedo giocatori di grande nome, però si sono presi Kalinic che ha fatto un lavoro straordinario di grande a sportellate. Attenzione, ci riprova questo Favilli, non vuole capire niente, ma Favilli è entrato al posto di Kalinic, fatemi capire. Ha preso la botta. Fatemi vedere, perché a questo punto io l'ho scritto anche nel titolo, quindi un occhio lo diamo a questa partita live, ovviamente. E sì, Favilli entra al posto di Kalinic ed è subito decisivo. E continua... Sì, vabbè, c'è un altro replay, ovviamente. Buonasera Luigi Barone e Barone. Juve in questo momento in Europa League. Guarda, io non è che possiamo guardare la classifica più di tanto, però volendola guardare. Barak mi è sempre piaciuto del Verona, il biondo. Faraoni non gioca. No, Faraoni c'era, ha provato un paio di rovesciate consecutive nel primo tempo. Non lo so se è ancora in campo, te lo farò sapere. In questo momento il Milan ha una partita in meno, ovviamente deve affrontare la Roma domani e lo teneremo d'occhio sicuramente, che potrebbe confermarsi a punteggio pienissimo. Io ho pronosticato un 2-3, una partita folle con la Roma che la spunta. Non lo so, forse è più una speranza che un pronostico. Comunque, il Napoli con 5 partite... Loro dicono 5 partite giocate, ma non è vero, perché noi non l'abbiamo giocata. Però, ovviamente, lascia sempre il tempo che trova questo discorso, perché seppure la giustizia ordinaria ribaltasse la cosa, io ho paura che non possono toglierci... Non lo so, è una cosa da vedere, da considerare, che possono darci un conguaglio economico, ma la partita va persa. Questo è il mio timore. Comunque, 5 partite, dice la classifica, 11 punti, il che significa che il Napoli ha vinto tutte le partite che abbiamo giocato. Capite? E attenzione a Morata che si gira. Morata, per esempio, ha fatto un bellissimo gol nel primo tempo in fuorigioco. E quindi siamo col -1, come ci ricorda Maratto, ovviamente, per la penalizzazione, e quindi siamo a 11 punti. È una classifica di tutto rispetto, che non deve farci gridare allo scudetto, perché ogni volta che lo facciamo, poi dopo veniamo meno nelle gambe. Quindi non parliamo di scudetto. Come Gattuso ha detto in post partita, il Napoli ha l'obiettivo di tornare in Champions, e quello deve essere, poi quello che viene. C'è nessun problema. Insieme a noi il Sassuolo dell'ottimo De Zerbi, che anche a loro ha 11 punti, dopodiché c'è l'Inter a 10, l'Atalanta a 9, la Sampdoria è sorprendente a 9 punti, dopo aver battuto proprio l'Atalanta. Allora questa Atalanta che vuole fare? Vuole vincere la Champions o capisce che non ha la... Che cos'è? Ah, vedo gente che protesta per il rigore. Attenzione, continuano a buttarsi a terra. Vediamo se c'era o non c'era. Beh, abbiamo il VAR, quindi eventualmente. Io vedo che stanno cadendo proprio spesso sulle ginocchia. Vediamo un pochino. Ah, no, si butta proprio. Qua devi ammonire proprio. Secondo me si butta proprio. Poi vedrò un altro replay, ma qua mi è sembrato che sia buttato. Altrimenti... il rigore su Lozano sono 2 rigori, perché se vogliamo parlare di rigori, il rigore su Lozano, 2 rigori, perché cioè Lozano in velocità, quello già è leggero. Se tu lo spingi, cade e non può entrare in impatto con il pallone. Che stiamo parlando? Avete vinto con un gol di scarto con il Benevento, pagliacci. Steve Minecraft. Ora, Steve, io non ti devo bloccare, non ti devo niente, ma queste sono le frasi dei bambini. Io tengo 37 anni e i miei... Guarda che la voce diventa più... Attenzione, la voce diventa più deep. I miei subscriber, i miei amici bellini sono persone serie, sono persone adulte, e anche quelli giovani sono persone mature. Attenzione, la palla è fuori.
Quindi, no, non blocco nessuno. Quindi vai veramente, evitiamo di dire stupidaggini perché altrimenti poi vedi, reagiscono tutti in chat e poi dopo ci rimani male. Non dice così, bisogna vincere. Tu di che squadra tifi? Perché se dici avete vinto con un gol di squadra di Benevento e sei della Juventus, stai perdendo con Verona. Non mi fa parlare. Sarà un 14enne, si diverte. Sì, vabbè. Ma voi ci prendete giro per... Ah, allora vedi che è Juventino. Allora io non posso dire prendiamo in giro perché pareggiate col Verona, col Crotone. Avete pareggiato col Crotone e col Crotone devi vincere se vuoi vincere lo scudetto. Il maestro Pirlo e deve vincere col Crotone. State ancora facendo esperimenti. Non voglio come si dice, non voglio accanirmi né contro di te né contro la Juve perché sono in grossa difficoltà. Adesso questa la ribaltano e lo sappiamo, però è evidente che sono in grossa difficoltà ed è anche può rendere più interessante il campionato, che vi devo dire. Il Milan potrebbe approfittarne, l'Inter se non fa giocare Kolarov difensore centrale potrebbe approfittarne. Kulusevski, grande intervento del difensore del Verona sul cross di Kulusevski, che in questo caso sta giocando, attenzione, la Juve sta in pressing, in forcing, perché vuole agguantare questo pareggio. La Juve ha trazione anteriore con Kulusevski, terzino sinistro, praticamente ala, ed è giusto che sia così. Il portiere blocca. Bepi dice adesso il Verona raddoppia. Valerio lascialo perdere. Steve TVP, bravo Francesco. No, ma infatti noi vogliamo bene. Forza Juve non lo posso dire, ma ti posso dire TVB, Steve. Lo capisco. Dovete semplicemente smetterla di usare questa cosa dei pagliacci, perché basta. Se una parola conoscete, pagliacci, cioè, vincimo con Benevento, pagliacci, l'Aslo ci firma, pagliacci, perdiamo con la Z, pagliacci. E ma è mai possibile? Pagliacci sempre pagliacci. Contropiede, attenzione, il contropiede di Kulusevski che va fino in fondo, ma è molto altruista, poi egoista e poi viene ribattuto. Rabbiosi lamenta. Caso Kulusevski, ecco, potrebbero titolare i giornali. Rabbiosi lamenta con Kulusevski, il giovane Virgulto non la passa indietro, eccetera, eccetera. Allora, forza Bologna, questo è un nuovo amico che ci sta seguendo, evidentemente un amico tifoso del Bologna, voglio credere. Sta succedendo che il Verona mantiene il vantaggio. Ovviamente ragazzi, io probabilmente sono in ritardo, tra un secondo di ritardo della live e un secondo a qualche secondo di ritardo della partita. Il pagliaccio è doveri, Paolo, non ne parliamo perché noi adesso, ecco, anzi parliamone. Quando si vince, ecco che il Napoli dovrebbe dire però quello era rigore, però i fuorigioco me li devi far vedere bene. Mo' i fuorigiochi c'erano, ma il rigore, i falli chiamati al contrario, le ammonizioni mancate, bisogna segnalarle queste cose, bisogna fare il dossier, perché quando vinci lo devi dire in modo tale che non ti possono dire ah stai piangendo, pagliaccio, stai piangendo, e praticamente tu devi vincere lo stesso, anche devi essere più forte dell'arbitro. Siamo stati più forti dell'arbitro, ok, però rigore non è possibile che tra doveri e Valeri al VAR nessuno ce lo dà e diventa... Pensi che giocherà Petagna con Real Sociedad? Guarda Sass, io credo, attenzione, il calcio di punizione ribattuto e Martin Humphreys, che voi conoscete come Martin Humphreys ma che io conosco come amico bellino, di grande spessore, l'amico Renato dal Canada, parte con la donazione, lo vedete in blu, io mi sposto, la vedete? No, sta di qua, sta qua, non so, so tutto al contrario. Grazie amico Renato. Renato non smette mai di supportarmi, è una roba veramente quasi continua e continuativa. Un bacio a Renato, tra l'altro tifoso del Verona, quindi in questo momento stiamo in simpatia, amico. Lo eravamo prima, lo siamo ancora di più in questo momento live dove la Juve 2 palloni in campo, c'è confusione
E qua c'è stato un errore di qualche raccattapalle, perché la Juve era in attacco. Vabbè. Complimenti al Napoli, ottima vittoria oggi, ci dice Renato. E noi ringraziamo e speriamo che il Verona possa mantenere il risultato. Se vi schiacciate troppo rischiate, perché la Juve questo vuole, ovviamente. Andiamo a leggere. Valero, la maglia del Napoli l'hai presa da iNapoli Store? No, Enrico Romano, l'ho presa da Amazon.it, perché su Amazon.com non erano ancora disponibili, poi non ho controllato e ho preso quella là dorata del portiere, perché ogni anno io devo avere un colore diverso. Non sono soddisfattissimo della maglietta, lo dico tranquillamente, anzi, una curiosità, ho lasciato la recensione alla maglia e non me l'hanno accettata, quindi ancora più fregoni. Cioè, voi mi dovete lasciare la libertà di dire la maglia, il colore su Amazon era diverso dal colore che mi è arrivato, perché su Amazon sembrava un bellissimo beige quasi, come si dice, non d'oro, sembrava beige che col rosso stava bene, quindi io speravo che la replica, che è sempre originale ma la replica non è la maglia da gara, la Combat, fosse di colore leggermente diverso, come anche gli altri colori della maglietta azzurra sembravano un colore più scuro. Attenzione, la Juve è in forcing, ma tutto questo non è avvenuto e quindi parata del portiere del Verona, che sta soffrendo in questo momento, bisogna dire. Morata da centravanti, sta studiando da centravanti, fa un ottimo movimento ma il tiro è debole. Vedrai che un rigore glielo danno. E guarda, se insistono il pressing, prima o poi si rischia. È così, sono d'accordo. Ferdinando, cosa ne pensi del centrocampo con Bakayoko e Zielinski a 2? Perché è più dinamico e più imprevedibile, perché Zielinski può calciare sia di destro che di sinistro. PS, che gol di Insigne di sinistro. Ferdinando, sono d'accordo al 100%. Credo che Zielinski sia la prima idea anche di Gattuso per sostituire Fabian. E Zielinski, lo sapete, il controllo. Attenzione che Colley, attenzione, si lamenta lui per un intervento, ma Demiral no, forse Danilo indica il pallone e quindi anche qui c'è da rivedere un replay su questo intervento in area, su questa sfuriata di Colley che sta giocando benissimo, una spina nel fianco. Attenzione, vediamolo. Io non vedo, ha spostato il pallone, pallone. Boh, non lo so. Il replay è stato troppo breve per vedere. Magari lo rivedremo più in là. Ce lo faranno rivedere un'altra volta. Mica date un mezzo replay così piccolo. No, lo rivedremo e magari ci convinceremo. Penso che Zielinski trequartista, visto che Mertens lo sta rendendo. Sas, io credo che invece trequartista ci possiamo vedere Elmas. Viste le varie volte in cui Elmas è andato quando era indisponibile Zielinski, secondo me Gattuso lo vede più trequartista che centrocampista centrale. E sono d'accordo, perché ha più il dribbling, è tosto fisicamente, però sa fare il centrocampista, lo ha fatto spesso in nazionale. Quindi Napoli 1926 ci ricorda che quest'anno la panchina è veramente fortissima, ed è così. Nel video di approfondimento che ho fatto subito dopo la reaction, che vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora fatto, niente, non ce lo fanno rivedere questo. Stiamo rivedendo altre cose, ma non lo rivediamo il rigore. Vabbè, si è rotto Bonucci. Dopo Chiellini perdono Bonucci. Chi sta entrando? Un giovane? Entra il giovane Frabotta, esatto. Quindi si passa a 4 ed ecco. Ma voi volete vedere che la Juventus passa a 4 in difesa e vince? Volete capire che ogni volta che restano, a volte capita quando restano un uomo in meno, no? Restano in 10 uomini per l'espulsione, si mettono a 4 e giocano meglio. Adesso la Juve è costretta a mettersi a 4. Probabilmente ci sarà Quadrado, Demiral, Danilo, Frabotta a 4. Dopodiché a centrocampo io non ne vedo che stanno pure Piccirillo, c'è Rabiot, probabilmente scalerà Ramsey. Immagino si possano mettere 4-3-3 in questo momento, ma vedremo. Secondo te quali sono le top 5 rose più forti e complete della Serie A in ordine? Vincenzo, non ce le ho
tutte, fra botto varrà 80 milioni, non ce le ho tutte presente, mo così, fresche in testa, però l'Inter ha una rosa completa, la Juve ha una rosa completa, il Napoli lo metto subito dopo queste due. Dopodiché il Milan, gli acquisti non sono di grande nome, però hanno comprato bene secondo me. Quindi abbiamo il Milan insieme alla Roma, probabilmente. E l'Atalanta, attenzione! La traversa clamorosa della Juventus. Ricordiamo anche per onestà di giudizio, ma era fuori gioco. Per onestà ricordiamo la traversa che sta ancora tremando sul tiro di Quadrato nel primo tempo. Boom, era Dybala, sì, fuorigioco. Il fuorigioco è dopo, attenzione, il fuorigioco è dopo sulla ribattuta che si agguantava Morata sul pallone, quindi sarebbe stato gol. Ciao cane pazzo, vacci piano perché già ti conosco. Come vedi Milan-Roma, io ho predetto un 3-2 per la Roma. Va che Brahim Diaz è fortissimo. Esatto, Giorgio, il Milan ha fatto dei buoni acquisti mirati e se Ibra continua la sua forma fa giocare meglio tutta la squadra, non c'è niente da dire. Domani si esalta Ibra, esatto, domani vince il Milan. Molti siete concordi in questa cosa qua. Gol del Real Sociedad, ci dice Forza Bologna, che quindi la ribatte. Io sto guardando, arriva il gol della Juventus con, credo sia stato Kulusevski, proprio Kulusevski, che di sinistro nell'angolino da destra con il sinistro incrocia e non lascia scampo al portiere. Grande gol, bisogna dire, Kulusevski meglio di altri e risulta sempre più decisivo in questa Juventus. Oggi Quadrato sta facendo meno lo stuntman e più il calciatore. Renato, sì, è vero, cade meno di quanto. Guardate, l'ha fatto scimunire il difensore avversario, bisogna dirlo. La Juve agguanta il pareggio. Cosa vi avevo detto però? Cosa vi aveva detto? La Juve passa a 4 in difesa e agguanta il pareggio perché Pirlo sta ancora studiando. Non lo voglio chiamare Ciuccio come chiamo Ciucci altri allenatori che però lo hanno dimostrato negli anni, no? Pirlo non è un ciuccio, ma non è un maestro. Questo è quello che volevo dire. Insomma, si è esaltata questa cosa qua, ma questa idea del 4-3-1-2, dove però i 4 sono quasi sono quasi degli attaccanti, non lo so se può funzionare. Molto, molto, molto rischiosa, ma andremo a vedere. Vale Maciruzzo, quello che soffre di più il gioco delle squadre chiuse, Death Punch. Io non so se lui soffre le squadre chiuse o se semplicemente è stanchissimo e deve tirare il fiato. Vero è che Mertens deve imparare a venire dentro al campo e ad aiutare i due centrocampisti quando le linee di passaggio sono chiuse. Tocca a lui fare quel di più che lui può fare perché ha un'intelligenza calcistica superiore. E molti mi state adesso parlando di Chiesa e di Kulusevski. Sono d'accordo con voi, Kulusevski è di un'altra categoria, più giovane anche, se non sbaglio. Kulusevski miglior giovane l'anno scorso e l'ho dimostrato con una squadra piccola, e adesso sta dimostrando di non soffrire il passaggio alla squadra grande. Parte dalla panchina e la cambia lui. Quindi questo è il Verona. Prova, si lotta a centrocampo sulla tre quarti e c'è un fallo e niente, i difensori della Juve non ci possono credere quando si fischia il fallo contro e si mettono le mani nei capelli. Metteresti Mertens contro la Real Sociedad? No, Jans, io lo farei riposare. La Z ha pareggiato un'altra partita, lo sappiamo. Elmas è un tuttocampista, cosa ne pensi? Ferdinand, infatti lo voglio vedere proprio appunto nel ruolo di Mertens, dove può aiutare un pochino il centrocampo nel momento in cui ci chiudono tutte le linee di passaggio, ovviamente. La Juve si distende, ragazzi, qua sta diventando perché la partita è intensa, quindi io sto tenendo un pochino anche l'occhio un po' di qua e un po' di là. Classico tiro di Dybala col sinistro a incrociare al contrario.
è un classico suo, la palla va di poco fuori, siamo all'80°. Va a finire che non vincono manco questa, decideranno di presentarsi in tribunale per non perdere ulteriori punti. Questa è una grande battuta, ce ne hanno fatte di qualsiasi battuta in queste settimane, quindi questa ci sta. E qualcuno mi parlava di Meret. Meret effettivamente ha fatto la parata decisiva al 97°, ragazzi. Sul gol subito, il gol di Roberto Insigne non credo potesse fare di più, insomma era troppo ravvicinato e va bene. Magari un pochino incerto in un paio di cross, specialmente uno dove lui è stato scavalcato dalla traiettoria, era un cross perfetto, diretto per Maggio, tra l'altro applauso a Maggio, lo facciamo, eccetera eccetera. Scavalcato dalla traiettoria Meret, scavalcato dalla traiettoria Mario Rui però intelligente nel capire, mettersi subito con le mani, capito, all'interno del corpo e bloccare il colpo di testa di Maggio che avrebbe poi rimesso la palla al centro. Meret poi fa la parata, fa il paratone e il paratone è quello che ci garantisce i 3 punti e il punteggio pieno, tra virgolette, perché un fallo di mano non chiamato a Frabotta. Quello bloccato da Dem. Non era Dem, Giorgio. Là errore del telecronista, era Mario Rui. King Gaetano, sei juventino, ma stai bene? Cioè, stai bene? Tutto a posto, King? Tutto a posto? Sono juventino? Valerio, buonasera. Giovanni Cristofaro. Oh, ne approfitto per salutare Giovanni Cristofaro, che ha un blog dove si parla del Napoli. Lui molto spesso posta i miei video, i miei approfondimenti. Giovanni, Magazine, adesso non ricordo il nome. Giovanni, scrivilo in chat e ti faccio lo shout out anche dal vivo, perché non voglio dire il link sbagliato. Secondo me la Viterbese farà un prestito della banca 400 milioni e comprerà Mbappé. Ci vogliono, sì, ce ne vogliono almeno 200 in questo momento. Massi vorrebbe vedere Bakayoko Demme a centrocampo, anche io. Vendere Lobotka per prendere Szoboszlai, giovane e utile nel 4-2-3-1. Szoboszlai utile in tutti i moduli, caro Gabriele, ma è un giocatore giovanissimo che penso sia stato puntato dai top club internazionali. Real Sociedad allunga nel frattempo, grazie a Maurizio che ci fa sapere anche quello che succede in Spagna. Mertens deve stare un po' in panchina, sono d'accordo, ragazzi. Alla fine che cosa è mancato? Sono i 2 positivi asintomatici, Zielinski ed Elmas, sono i sostituti naturali di Fabian e di Mertens, ed ecco che proprio loro non hanno potuto rifiatare, si scontrano nei tabelloni. Morata è un giocatore del Verona. Come mai la Juve la Champions non la vince mai? Forza Napoli, amico King, perché in Europa ci vuol ben altro e l'Europa non è facile. Osimhen deve migliorare a giocare spalle alla porta, deve migliorare su questo fondamentale, sì, non è proprio nelle sue caratteristiche, è giovane, può imparare. Lozano a destra o a sinistra? È una bella domanda, io insisto che può essere Lozano. Può giocare da tutte e 2 le parti per me. Ha giocato benissimo a destra nella prima partita e poi a sinistra, quando ha dovuto sostituire Insigne, ha giocato altrettanto bene. Quindi servirebbe della continuità, che è difficile avere, anche perché in questo momento Lozano, per me, si può anche lui sedere in panchina e lasciare un po' di spazio a Politano, che in una forma straordinaria. Nicolò Agnone segna per noi. Mi sposto. Lo vedete, l'amico parte con 2 pound perché un caffè da Londra. Grazie mille Nicola per il supporto. E infatti sì, la negatività dei 2 ragazzi, quella è la notizia che tutti aspettavamo, perché così possiamo riprendere a fare delle alternanze anche più logiche, perché lo stesso Petagna va bene quando si chiudono così dietro e quindi ti può servire la seconda punta insieme ad Osimhen, ma Petagna è in questo momento il vice Osimhen.
perché, o anche Mertens lo può fare ovviamente, però ti può servire in più. Non vorrei che Petagna fosse la prima scelta come vice Mertens, abbiamo molti altri trequartisti di ruolo che lo possono fare meglio, perché Petagna può venire a prendersi il pallone, lo può fare bene, però io vorrei un centrocampista offensivo in quella zona. Pensi che Gattuso abbia idea di riproporre lo stesso portiere dopo che ha perso una partita? Vedi Meret oggi dopo la sconfitta in Europa che ha la possibilità di riscattarsi? È un'ottima domanda, non ho capito. Io credo... è bella sta domanda, perché se Meret era stato scelto per l'Europa League e poi invece gioca questa, allora vuol dire che, attenzione, la Juve va molto vicino al 2-1 all'85esimo. C'è un tiro dalla distanza che Frabotta quasi impatta. Tiro credo di Dybala che viene inquadrato con la testa bassa. Rivediamo il replay, scusate. Dybala col destro, pallone largo. E quindi dicevamo, sì, Meret Ospina è vuol dire, se giocherà Ospina, che lui dà chance a Meret con le squadre più scarse e ad Ospina con le squadre più forti. Non so, non so. È ancora tutto da definire. Può essere anche che li alterna per farli riscattare, come hai detto tu. Come lo vedi Zielinski, Bakayoko insieme? Molto bene, Angela, assolutamente. Credo che sarà questa la coppia contro il Real Sociedad. Sempre un occhio, ragazzi, un occhio a botto e un occhio al cerchio. Ciao Valerio, cosa ne pensi di questa Juventus? Non credo proprio vincerà il 10° scudetto, anche se vince stasera. Ha una rosa non completa per tutte e tre le competizioni. Non so se la rosa è completa, ma non mi sta piacendo Pirlo. Sta utilizzando... Probabilmente è anche una questione di rosa, di qualche defezione, l'infortunio di Alexandro, si ritrovano con Frabotta, adesso si sono infortunati Chiellini, Bonucci e De Ligt. Per loro hanno comunque Demiral e Danilo che possono giocare al centro, quindi la rosa è lunga. Il problema è vedere attaccanti che fanno i terzini. Ora devono recuperare la partita, ci sta, però partire con un Bernardeschi terzino sinistro praticamente, quadrato dall'altra parte, ti puoi anche sbilanciare un pochino. Lazovic prova il contrattacco, il Verona, il cross attraversa tutta l'area di rigore, ma non c'è nessuno a chiudere. In questo momento io sono all'88esimo e siamo sull'1-1. Juve 0 titoli, non lo so amico. Giovanni, mi hai scritto la cosa perché mi sono perso la chat probabilmente. Fammi andare un attimo indietro per vedere se ti voglio fare questo shout out per il blog. Non lo trovo, se ti ricordi lascia il titolo del blog e se ne parlerà. Benevento si salverà? Io credo di sì e spero di sì, perché lo merita, perché giocano un buon calcio, oggi erano belli e aggressivi. Inzaghi non è scemo. Inzaghi secondo me ha fatto solo il togliere Caprari. Ecco, Caprari, non mi veniva il nome. Non mi è sembrata la scelta opportuna. Andava bene passare al 3-5-2 perché con la Roma loro per continuare ad attaccare poi hanno preso i 5 gol perché stavano sul 2-2 e potevano un attimo fermarsi. Quindi capisco che Inzaghi sta cercando di capire come affrontare le squadre più grosse, non troppo a viso aperto. Però proprio Caprari ci stava tenendo in grossa difficoltà e togliere lui mi è sembrato un po' un mezzo errore. Ecco, Inzaghi come altri allenatori giovani che state vedendo stasera devono fare un po' di gavetta in Serie A, non è che si nasce imparati. Lo stesso Gattuso deve ancora fare degli errori e noi lo capiremo e li perdoneremo. Oggi i cambi sono stati ottimi, mentre quelli della Z non ci sono piaciuti tanto. Oggi i cambi sono stati perfetti, anche con i tempi giusti secondo me, quindi bene. 7 minuti di recupero li danno? Credo proprio di sì. Siamo a 60 secondi. No, mancano 20 secondi al 90esimo. Gattuso ha avuto esperienza in Serie A sicuramente col Milan, ma non è questo, è le situazioni diverse, è un modulo con giocatori con caratteristiche diverse, la pressione della piazza di Napoli rispetto alla piazza del Milano dove lui comunque era adorato dalla folla.
si butta a terra, chi è che si butta a terra? Il giocatore del Verona con i crampi, probabilmente lo fanno uscire giustamente. 5 minuti di recupero che partono in questo momento. La Juve ha bisogno di una rinfrescata e di un allenatore con esperienza. Ciò non significa che Pirlo non abbia la carta per essere un buon coach, ma non lo è ancora. E sono d'accordo con Martin Renato, perché è così, è una scommessa. Come si fa a chiamare il maestro? Il maestro in campo sicuramente lo era straordinario. Però se quello è stato assunto come allenatore prima ancora di prendersi il patentino, quello là, non lo so, prima ancora della tesi mi sembra strano. Rissa, ci dicono Rissa, mazzate, quindi io mi focalizzo, perché se voi l'avete visto adesso, lo vedo adesso in questo momento con leggero ritardo. Mazzate da ciecato, si butta sulla caciara, c'è nervosismo ovviamente. Questa maglia rosa, un po' da ciclista, questa maglia che poi tra l'altro è stata progettata da Pharrell Williams o William Pharrells, io non mi ricordo mai qual è il nome e qual è il cognome, musicista, artista eccetera eccetera. Volano dei cartellini. Vai su Messenger che ti ho mandato il link. Ok, ti posso mandare il cartellino per Faraoni e per Kulusevski, doppio giallo, solo giallo. Speriamo che non salti niente, perché devo aprire un'altra cartella. Ah, Morata pure, la spinta su Faraoni, veramente brutta roba. E vi dico subito, l'amico Giovanni Cristofaro, il blog si chiama... scusate, il mio computer sta soffrendo e quindi voi dovete cercare di capirmi. È troppo. Il blog si chiama magliazzurra.com, un bellissimo nome tra l'altro, proprio fa capire cosa ci interessa a noi. A noi ci interessa la maglia azzurra, poi può giocare Demmelo, Botka, Campagnaro, De Zerbi all'epoca, a noi interessa la maglia azzurra. Il Verona prova un contropiede in questo momento, vediamo che si distende. Credo sia sempre Lazovic che da quella parte viene fermato e riparte la Juventus, che cerca di velocizzare e scivola e la prende col culo. Non vedo perché sono troppo piccoli. Per adesso Dybala è in possesso di palla, rilancia verso credo Kulusevski, che era quello che l'aveva preso col culo. Di nuovo in zona tiro, stavolta la cede a Dybala, che si allarga verso la sinistra. Il tiro miracolo del portiere, la rimette in mezzo. Ancora un miracolo e la blocca sul colpo di testa di Morata. Doppio intervento del portiere Silvestri o Silvestre, non mi ricordo. Paura, dice Gerbilla, giustamente. Grande azione di Dybala, che sembrava il Gargano che segnò contro la Juve. Non so se vi ricordo che fece tutta l'area al contrario e poi segnò di sinistro. Sembrava un po' quell'azione là. Silvestri, grazie Marco. E il portiere ha fatto un mezzo miracolo, soprattutto nella respinta. La prima respinta non era facile, ma poi dopo bloccarla sul colpo di testa di Morata ancora di più. Che ne pensi di Elmas? Lo adoro, lo adoriamo tutti. È il diamantino grezzo che ha giocato poco e già ci ha fatto vedere tanto, quindi più giocherà e più vedremo cose buone da parte del Macedone. Il tiro di Quadrato, un'altra parata di Silvestri. Ragazzi, la Juve vuole e sta legittimando, bisogna dire la verità, sta legittimando di meritare questa vittoria. C'è un controcross al contrario, ma il pallone è largo, e Morata si guarda le mani cercando una ferita che invece non c'è. Quadrado, grande partita. Quadrado sta facendo la differenza su quella fascia. Nel primo tempo ha preso una traversa che sta ancora tremando e qua la stava mettendo. Silvestri sta facendo la partita. Sta meritando questo punto il Verona. Gennaro Napoli la tocca piano. Valerio, ma solo a me Fabian fa andare in bagno. Gennaro, io non riesco a essere così tranciante. Certo è che Fabian deve sveltirsi, perché il Napoli ha bisogno di velocità per essere efficace e per mettere in difficoltà le squadre che si chiudono, come si chiuderanno tutte, la maggior parte. Tutti in piedi, la panchina della Juve, c'è gente... Ah, ecco perché ci sono ancora crampi, e giustamente
i giocatori della Juve alzano, penso sia Colley, che in questo momento si rialza. E ragazzi, non è che voi non vi siete mai buttati a terra quando siete in vantaggio o state portando a casa un risultato insperato. L'abbiamo visto. L'abbiamo visto fare proprio da Quadrato, proprio da Dybala, ci si rotola, si soffre per i crampi, il calcio è così. E fa andare in freva, lo so. Cosa ne pensi di un 4-4-2 con a centrocampo Demme, Bakayoko, esterni, Insigne e Politano e come 2 punti Semenyo e Petagna? Assolutamente sì, è praticamente quello che è successo oggi nel finale della partita, è esattamente come abbiamo chiuso prima che poi Bakayoko dovesse uscire. In realtà sì, Bakayoko è uscito per Demme e poi è stato inserito Lobotka, ma quello era la partita. Attenzione, un altro tiro di Quadrado ribattuto da un difensore ed è finita. Gaetano, mamma mia, Gaetano, non lo so, in prestito da qualche parte. Finisce la partita. Il recupero. Ah, vedi Bonucci. Bonucci che dice quanto ha dato di recupero. Vincenzo Salemme esulta. Un abbraccio, ragazzi. Fate un applauso all'amico Martin Humphreys, che è il nostro amico Renato, tifoso del Verona. Strappa un punto da Torino. Ci sta. Steve è scomparso dalla chat, ma ci sta anche questo ed è giusto così. Ora, quando voi venite a sfottere il Napoli, pagliacci, avete vinto solo con un gol di scarto. Allora, prima di tutto c'è da dire che voi avete vinto tutte le partite con un gol di scarto l'anno scorso, ma veramente, tra voi e l'Inter erano tutti 1-0. Gol di Ronaldo, si è inventato il gol, finita. Voglio capire come si fa a venire a sfottere il Napoli per aver vinto solo con un gol di scarto contro un Benevento che comunque ha fatto 2 gol alla Roma, un Benevento che ha vinto 2 partite, un Benevento che è tosto e sa mettere in difficoltà. Dopodiché voi pareggiate con il Crotone, vincete con la Dinamo Kiev, ok, dopodiché pareggiate con il Verona e ci sono proteste che non finiscono più. Ma cosa c'è da protestare? Cosa c'è da protestare? Ci sono cose da protestare, io poi vedrò le grandi analisi, le cose, il famoso senza giacca, magari vedremo. Dybala pure ha preso la traversa, mi pare. Insomma, la Juve, in conclusione, meritava qualcosa in più sicuramente, però le partite succedono anche così, quando non la riesci a sbloccare con un rigore o con un calcio di punizione e magari non hai Ronaldo, ragazzi, diventa difficile, Diventa difficile un po' per tutti. Allora ci può stare che il Napoli perde con una squadra inferiore come la Z, però poi ti riprendi. E ci può stare che la Juve si riprende dopo aver pareggiato col Crotone, vincendo con la Dinamo Kiev, ma poi cade di nuovo, come è caduto anche l'Atalanta. Allora vedete che non è solo il Napoli che ha bisogno di riposo, perché noi non abbiamo mai considerato il fatto che dopo insomma si gioca una dietro l'altra le partite e questo è un periodo tosto. Allora ci sta considerare che chi ha la rosa più folta e meglio assortita e non è falcidiata da infortuni e da positività possa andare più avanti, e quindi non si parla di scudetto assolutamente. Ma se la Juve non rappresenta in questo momento la squadra migliore perché è molto indietro in classifica e si ritrovano 3 punti chissà come, cioè si sa come, se li ritrovano in cascina dopo aver vinto, non so, una partita, non lo so quante erano, sì, perché hanno pareggiato pure con la Roma. Amore! La Juve ha pareggiato, amore? Non interessa. Insomma, non guardiamo troppo in casa degli altri, cerchiamo di guardare in casa nostra. Hai ragione, ho detto che non la facevo la live 613. No, ho detto che non lo so, poi mi sono andato, ti chiedo perdono. La mia ragazza è americana.
e hanno pareggiato pure contro il Verona e doveva vincere il Verona, dice Scream l'assassino. Io non lo so, la Juve comunque il forcing l'ha fatto, ragazzi, bisogna essere onesti fino in fondo, l'onestà su questo canale la regna sovrana e va bene anche così, però c'è da dire che le partite si possono anche steccare, non è che così. Domani io sulla piattaforma Viola, qualcuno mi ha detto di non dire il nome, io sono stato invitato in una live. E allora vedi che qualcuno mi diceva non andare più a fare le live con Neschio che portano male. Non è vero, perché la live con Neschio ci ha fatto vincere col Benevento e poi è successo questa. E mi vado a fare la live domani con Colpo Gobbo sull'altra piattaforma Viola che devo studiare, che magari farò. Vediamo un pochino se facciamo delle live anche là. E perché no? Perché così ci sviluppiamo, cresciamo, più amici bellini. Mettete qualche altro mi piace già che ci siamo, perché siamo a 80 con 110 voglio dire spettatori simultanei. Potete mettere qualche altro mi piace giusto per gradire. Mettete un po' di sale sulle zeppole. Le zeppole senza sale non vanno bene. Vedo un Caressa provato da questa cosa e quasi quasi mi andrei a godere questo del Piero mi andrei a godere questa cosa. Che ne dite? Vi voglio un sacco di bene. Luigi, ma tu devi capire una cosa, io devo fare le collaborazioni perché devo conoscere gli altri youtuber, devo conoscere le altre realtà, devo crescere come youtuber. Se tu poi a te non ti piace, tu non te lo devi andare a vedere. Vai, te lo dico io a te, che non devi sempre rimanere qua e io qua faccio le difese del Napoli e facciamo i fatti nostri, ma io devo andare perché poi devo capire anche. Oltretutto, ragazzi, a volte vedere gli youtuber delle altre squadre ti fa, se leggi i commenti, ti fa rilassare perché tu dici, ah, ma loro pure loro si lamentano della loro panchina, pure loro si lamentano dei famosi dei cambi dell'allenatore. Allora non siamo solo noi che non ci piace. Ci sarà qualcuno che dirà stasera Rabiot inguardabile, uno stipendio di 10 milioni buttato, sono sicuro. E queste sono le cose che ti riconciliano con il sono diventato ADL. No, non credo. Insomma, poi noi facciamo i confronti, ne usciamo sempre a testa alta perché sappiamo parlare di calcio. Io credo di saperlo fare, voi quando mi seguite mi aiutate a farlo e quindi va bene così. Vi abbraccio. Il lievito, già, muoverim, infatti è bene che vada a fare una buona spesa. Vi abbraccio tantissimo, lasciate i like, lasciate dei commenti anche se siete venuti in ritardo, ve l'andate a recuperare perché le live sono sempre interessanti, lo sapete. Io non riciato mai, non sto mai là a guardare, a leggere i commenti così addormentandomi, no. Io parlo sempre, vi faccio sempre approfondimento tattico e la questione Fabian, la questione Mertens, tutte le varie questioni. E vi dico un segreto, perché le live vanno chiuse con un segreto che però nessuno sa, perché a volte io quando poi schiaccio il bottone troppo presto